Cosa stiamo bevendo? Ce lo dici tu? Un bel Franciacorta rosé. Versi Serlini. Esattamente. Per chi non lo conoscesse. Allora, il segreto nello sciabolare è praticamente togliere tutta la carta che non serve a niente. Poi bisogna fare questo tipo di cosa. Allora, si apre questa parte. Spiegaci bene, mi E si va a raccomando. rilegare un po' più in alto, esattamente dove c'è la saldatura del vetro. Quindi ogni bottiglia ha una parte saldata, in questo caso qua, e si va a richiudere in questa parte un po' strettina, in modo tale da poi si prende l'oggetto con il quale si intende sciabolare, si portano un po' di vibrazioni in questo modo sul collo per preparare la bottiglia all'apertura. Il collo verrà reciso, poi si aiuta in questo modo, facciamo un po' strettina, facciamo un po' lato. Così. Wow! Molto semplice. Un bel applauso! E in questo modo il collo viene reciso in modo tale da non far entrare i vetri. Caspita, altrimenti ci si fa male. No, altrimenti si beve vetri. Bene. Non piaceva. A tutti non piace secondo me, perché acqua e vetri la gente preferisce. Anche no, dai. E via, molto semplice. Beh, salute ragazzi. Consigliamo il coltello.